Bene, eccoci insieme anche oggi. Il pretesto alla nostra trasmissione è un dato di cronaca in qualche maniera, perché il 7 di marzo alle ore 10 sulla piattaforma Zoom sarà presentato il nuovo gioco di ruolo Spacefall, che è una derivazione, se vado ben ricordando, da Guida Galattica per Clown, corretto? Corretto. Allora, leggo sempre dall'introduzione perché mi pare ben impostato. Dalle menti creative funamboliche di Mirko Trevisani, il nostro ospite in studio, e Mattia Scaggiante della compagnia Barabao Teatro, nasce appunto Spacefall, nuovo format online di intrattenimento fantascientifico. Gioco di ruolo ambientato in uno spazio intergalattico, Esatto. Dopodiché mi fermo. Anche perché insomma più di tanto non possiamo dire, si sarà presentato ufficialmente il 7 marzo. Assolutamente. Però qualche indicazione. Sì. Abbiamo preso in realtà il pretesto dello spazio perché lo possiamo in qualche modo definire una situazione quasi attuale, cioè ognuno nella propria capsula, ognuno nel proprio spazio, ognuno nel proprio luogo e come questi viaggiatori spaziali possono comunicare tra di loro, come possono costruire una relazione attraverso il mezzo che è lo schermo, il monitor, il microfono, quindi tutti elementi tecnologici. E l'idea è, portando avanti la nostra pedagogia, è la relazione. Noi basiamo tutto su come ci relazioniamo con lo spazio, ci relazioniamo con noi e ci relazioniamo con le persone che ci circondano. Adesso le persone ci circondano poco e quindi abbiamo trovato un altro modo, ma siccome il nostro momento storico, le piattaforme Zoom o Meet o altre sono molto presenti e utilizzate, comprese dai miei genitori, che è una generazione che non avrebbero utilizzato mai questo strumento se non in casi specifici, abbiamo usato questo strumento per trovare di nuovo una chiave. Come si fa a relazionarsi in una maniera costruttiva con questo mezzo? Allora, questo è il nostro principio. Sfida estremamente interessante, però, visto che il nostro ospite è un attore, un clown, come si supera la questione dell'empatia? Cioè, voglio dire, allora, anche noi potremmo fare le interviste via web, però insomma voglio dire, quando le facciamo non è la stessa cosa che avere un ospite in studio. E infatti sicuramente il lavoro fatto non può prendere le stesse basi di prima. Chiaramente io sono un formatore da tantissimi anni, ho cominciato a fare le formazioni clown nel 2005 e chiaramente per me la presenza, la lettura delle persone a livello fisico, a livello emotivo, a livello energetico è fondamentale. Cosa è successo? Con questo filtro che è il web chiaramente cambia tutto. Cambia tutto, però allora siamo dovuti andare proprio alle basi, sempre più giù e capire qual è la base della relazione. Il vedere ed essere visti, il sentire ed essere sentiti. Questo è uno dei principi base su cui noi lavoriamo ed è per questo che abbiamo cercato di trovare con la piattaforma Zoom tutte le varianti possibili perché questa avvenga, cioè sfruttando tutte le potenzialità, e dall'altra parte giocando come da buoni clown tutte invece le parti che non ci permettono di farlo, quindi non farlo diventare una cosa che ci sottrae ma un punto di forza, cioè come possiamo far sì che anche questo punto debole possa diventare uno scarto di gioco, un play. Ma questo gioco è indirizzato ai ragazzi, ai giovani o anche agli adulti? No, questo gioco è soprattutto per gli adulti. Nel mio target di lavoro è soprattutto per adulti. Perché? Perché io lavoro nella fase in cui bisogna trovare un po' di leggerezza nel proprio status. Quindi è difficile proporre il prendersi in giro un po' agli adolescenti perché sono nella fase in cui loro vogliono essere presi sul serio. Per i bambini invece il loro status di gioco è altissimo, quindi loro lì non hanno bisogno di essere spinti al gioco, loro hanno solo bisogno di essere dimensionati. Invece la mia caratteristica che porta avanti la pedagogia della Guida Galattica per Clown è proprio quella di prendere degli adulti, creargli uno spazio protetto, surreale in qualche modo, dove poter sperimentare, dove poter ritornare a una fase di gioco, giocare se stessi, giocare un'altra visione di se stessi. Noi mettiamo delle regole talmente fuori dal contesto delle persone adulte che a un certo punto si perdono, perché non hanno più il loro ruolo, non sono più padri, non sono più figli, non sono più il lavoro che fanno, ma sono in un altro spazio. In questo spazio qua li possiamo imbrogliare, gli possiamo dare delle altre vie in cui a un certo punto si trovano a fare delle cose e a giocare con uno status talmente gioioso
e dove lì possono ribeccare delle cose, delle riflessioni su se stessi. Però lo facciamo tutto chiaramente giocando tanto, facendolo seriamente, ma senza prenderci troppo sul serio, che è proprio l'adulto ha bisogno di fare questo. Ecco, Spacefall è l'evoluzione di un'attività di corsi che già fate, ma trovate tanti adulti disponibili a mettersi in gioco? Ne troviamo parecchi, ne troviamo. È chiaro che abbiamo una predominanza femminile, perché assolutamente, predominanza femminile che si lanciano in questo esperimento. Una predominanza anche di persone che stanno cercando, spesso capitano lì quasi per caso o spinte da qualcun altro. La cosa che ha funzionato negli anni è il passaparola. Chiaramente se una persona mentre fa i nostri percorsi trova delle dinamiche, la prima cosa che fa è le passa, cioè passa ad altre persone, vieni. Quindi negli anni per noi abbiamo lavorato molto col passaparola. La persona ha fatto il nostro potto, l'ha vissuto e dopo averlo vissuto l'ha voluto passare. L'unico modo per passare è rimandare le persone da noi a fargli fare queste esperienze. Quindi sono proprio esperienze fisiche, esperienze non, dico, lavoriamo proprio sul corpo, sul muovere lo spazio e l'energia, poca psicologia. Poi partiamo proprio invece da un gioco fisico. Online. Questa cosa anche online. Abbiamo lanciato una grande sfida, abbiamo fatto già una verifica di beta test, come si dice in questo gergo, in cui abbiamo sperimentato il gioco con i nostri ex allievi e chiaramente non si può pretendere la stessa cosa che succede nei corsi, ma abbiamo trovato altre vie, altre formule e il risultato era sempre lo stesso, che alla fine si sono talmente presi da questo gioco, dalla relazione, dalla collaborazione, che spesso il risultato era che si sentivano fuori cioè che erano a casa loro, ma lo spazio era totalmente cambiato, perché noi cerchiamo di lavorare sulla proiezione di stare in relazione col computer, ma dall'altra parte non ricordarsi che dietro c'è un mondo che è casa loro. E che la cosa che invece ha sorpreso noi, la cosa bellissima, è che quando noi proponiamo i nostri corsi cerchiamo di metterli in un territorio neutro, in cui non abbiano niente che li riporti a casa loro. Qui purtroppo non si può fare, ognuno è proprio a casa loro, quindi con la propria quotidianità, ed è anche difficile metterla in relazione con gli altri. Poi la nostra sfida è lanciargli delle provocazioni in cui qualsiasi cosa che trovano gli devono dare un altro significato, cioè hanno un portaoggetti, hanno che ne so, un soprammobile o la teiera, e quindi quella cosa lì diventa un'altra cosa e messa in condivisione con altri si riempie. Quindi anche la proposta è: ok, ognuno di voi adesso andate a casa vostra e prendete qualcosa di morbido, prendete qualcosa che sia spigoloso, prendete qualcosa che invece è una cosa che vi appartiene tanto, che vi piace tanto, ma che lo tenete in un angolo nascosto. E quindi in questo momento ognuno va e poi torna. E già far vedere che cosa propone a queste provocazioni è già fantastico, perché anche per noi è super sorprendente. E a proposito di cose sorprendenti, leggendo le note introduttive Ecco. mi sono sorpreso, perché se uno mi avesse parlato di un corso per clownerie avrei detto insegnano a far ridere. Okay. In realtà è molto altro. È molto altro perché il far ridere è un risultato, ma per far ridere in realtà si passa attraverso tanti livelli, tanti approcci. Uno degli approcci fondamentali è soprattutto quello del mi metto in gioco, provo a trovare un sistema per perdermi. Il mascheramento da clown è proprio un mascheramento, come adesso ho un figlio che ha 3 anni e il mascheramento adesso è il suo gioco preferito. Io ogni 10 minuti gli chiedo chi è, perché ogni 10 minuti può cambiare qualsiasi cosa. Una volta è un supereroe, una volta invece è un animale, una volta è un drago sputafuoco. Il bambino, quando parliamo di mascheramento, si maschera davvero. Il clown usa una palla sul naso e magari si trucca il viso. Ma nel nostro corso è l'unica cosa che è proprio la maschera, unicamente è la maschera più piccola del mondo, ma è la maschera più efficace. Basta veramente pochissimo. Anche nel corso online la cosa che chiederemo è che in qualche modo vestano i panni del personaggio che devono interpretare e lo vestono con quello che li circonda, non devono in qualche modo facciamo finta che. È un gioco che i bambini lo sanno fare benissimo, certo, ma che anche gli adulti, se messi in una condizione per poterlo fare, lo fanno benissimo. Solo che hanno tutta una serie di piccoli elementi che blocca questo status. Una volta trovata la crepa per trovare
entrano nel gioco e si lasciano veramente andare, alla fine proprio si sorprendono per primi di quello che stanno facendo, del mascheramento che fanno o di come anche solo un piccolo naso o un piccolo cappello può trasformare il tutto. Uno è clown sempre o è un mascheramento? Intendo dire, quando uno impara, poi fa parte della propria personalità? Allora, io credo, come noi diciamo spesso, è che noi siamo un serie di maschere. Noi siamo una maschera quando siamo al lavoro, noi siamo una maschera quando siamo in relazione, noi siamo, siamo varie maschere a seconda delle esigenze. Della Pirandelliani in questo. Pirandelliani. È assolutamente pirandelliano, ma è proprio concreto, cioè è inutile. Io quando faccio il padre sono totalmente diverso da quando faccio il formatore, da quando faccio il marito, da quando faccio qualsiasi altra cosa. Già quando sono qui di fronte al riflettore sono un'altra maschera. E qual è quella più reale? Qual è quella più giusta? Questa o il naso rosso è quella che in qualche modo smaschera, come una delle frasi importanti, la maschera più piccola del mondo. Tu deleghi a quella maschera il tuo essere ridicolo, il tuo essere fuori dall'ordinario e te lo concedono, perché il clown ha questa grande capacità che può concedere a te la possibilità di farlo, ma dall'altra parte anche a chi ti vede te lo concede. E tu, ma tanto lui è un clown. Quindi c'è questo dare e avere. Io mi metto in gioco, dall'altra parte gli altri accettano il gioco. E questa è una codifica interessante. Quindi averla o non averla cambia. È chiaro che quando noi facciamo i corsi invece creiamo uno spazio dove tutto, oltre al mascheramento, tutto il resto sia possibile. Cioè non solo il mi maschero, ma anche tutte le azioni che vediamo a fare, l'essere un po' sciocco, un po' stupido, un po' fuori dal mio ordinario. Questo è il nostro obiettivo. Ma noi ce l'abbiamo dentro, quindi, mutuando un vecchio slogan televisivo, provare per credere. Assolutamente. Questo è Spacefall, che sarà presentato, ricordiamo, il 7 marzo sulla piattaforma Zoom alle ore 10. Il sito l'avete visto passare in sovraimpressione. Con noi c'è stato Mirko Trevisan, che ricordo essere formatore, attore e clown. E clown, assolutamente. E clown della compagnia Barabao Teatro. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a te. A voi, alla prossima.